Salve, siamo a Treviso e il nome della città Treviso probabilmente risale al periodo celtico, prima dei Romani, e deriva dalla parola Tarvos, che in celtico voleva dire toro, con la destinazione latina Isium, diventò Tarvisium in epoca romana. E i romani qui avevano una città bellissima in mezzo ai fiumi, al Sile e al Cagnan. E questa città però nel Medioevo fu dominio degli Ezzelino da Romano, dei da Camino e dei Visconti, fino a concedersi nel XV secolo in maniera spontanea ai veneziani. Queste mura che vediamo qui sono di epoca veneziana, quindi XVI secolo, e la città crebbe in maniera, diciamo, molto contenuta nelle mura. Oggi è possibile visitare questa città, esistono 3 porte, diciamo in maniera quasi intatta: la porta Altinia che conduce verso la Iesolana, la città di Altino, la porta San Tommaso e la porta Santi 40. La città all'interno conserva dei palazzi molto belli, medievali, con affreschi, e il cuore della città è il palazzo, è la piazza dei Signori, con il palazzo dei 300 e la loggia bellissima. La città è anche visitabile con il Duomo, con la pala del Tiziano, quindi l'Annunciazione del Tiziano. È una città che diciamo, il fiume la rende così viva, il Sile e il Cagnan si incontrano, come abbiamo al Ponte Dante, e ci sono anche tantissime bellezze da visitare. La città è percorribile intorno alle mura, quindi con piste ciclabili, sulle mura è possibile fare delle bellissime passeggiate. Ci sono dei locali molto caratteristici con osterie, come dire, quasi intatte, che conservano, come dire, quell'austerità, quella bellezza del secolo passato, dell'Ottocento, del Novecento. E quindi io consiglio a tutti di fare un bel giro. Treviso!